Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Assistiamo a una fase stabile proprio nel corso dei prossimi giorni, soprattutto nel weekend, quando rimonterà l'anticiclone subtropicale, soprattutto sull'Europa occidentale in queste ore rinforzerà e continuerà a portare con sé aria calda di matrice africana che affluirà verso i nostri settori a partire da venerdì e quindi tutto il weekend. L'Italia sarà avvolta quindi da questa ondata di caldo con picchi di 30 gradi sulla pianura padana, sulla Sardegna, poi sulla Toscana, sulle zone interne e sul Lazio. Questa ondata quindi andrà a coinvolgere in parte, quindi il nord Italia in modo particolare, il versante del medio-alto Tirreno e la Sardegna, e poi qualche ultima nota instabile la troveremo nella giornata di mercoledì sul Trentino, sulle prealpi lombarde e con qualche sconfinamento fino alle prealpi venete e quelle friulane, ma in generale questa passata sarà l'ultima. Poi giovedì, proprio per delle correnti un po' più umide da est, riusciranno a coinvolgere in parte anche l'Appennino calabrese, portando con sé qualche rovescio in sconfinamento sulle coste tirreniche. Altrove invece predominerà il sole tra qualche sottile velatura, così come nel weekend, che quindi trascorreremo stabile e in prevalenza soleggiato quasi dappertutto. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.